ringrazio anch'io, vi ringrazio davvero di cuore per questa occasione che mi date, ringrazio Fausto, Matteo, ringrazio tutti voi perché tutto sommato ci portate di nuovo a riflettere, riflettendo e ricordando Nino, a riflettere in parte sulla nostra storia, le nostre vicende, su quello che siamo stati e su quello che dovremo essere. In qualche modo l'analisi storica coincide anche con una sorta di esame di coscienza. In un momento difficile, un momento complicato della storia del paese, della regione, della storia di tutti noi, io credo che abbiamo davvero bisogno di ritrovare il senso, l'insegnamento di quelli che sono stati maestri e testimoni come Nino è stato. Alcune di queste figure come Nino, è stato ricordato Paolo Lettori, non ci sono più e le ripercorriamo e le ricordiamo oggi. Qualcuno, altri sono presenti, lo dico per cogliere in questo giro di parole l'occasione per mandare un augurio a Pietro Sodu che oggi compie 80 anni. E non smette di perseguitare me, Matteo, Antonello, gli altri, magari alcuni di voi mandandoci documenti, l'ultimo è sulle zone interne, che è quasi un libro, e costringendoci a leggere perché poi ci interrogano. Però, capito, quella generazione di Sodo, di Paolo Lettori, Nino era più giovane, Martino, Giagu per altro verso, eccetera, sono rimasti e sono per tutti noi di riferimento e vale la pena qua ricordarli non per un fatto e qua di una cerimonia. Se Nino pensasse che questa è una cerimonia si arrabbierebbe molto, ma perché il compito che abbiamo di ricordarli è quello di rimetterci noi in discussione, cioè non vogliamo ricordarli, santificarli e metterli nell'Olimpo dei grandi della Sardegna, ma il compito che abbiamo, il dovere che abbiamo, l'impegno a cui Nino e gli altri che abbiamo citato ci richiamano è quello invece di attualizzarli, di renderli vivi nella storia, di essere noi continuatori e testimoni di quello che sono stati, delle parole che hanno detto, dell'insegnamento, delle battaglie, perché se non facessimo questo, se con tutta la buona volontà il nostro ricordo fosse solamente un'opera di beatificazione e di archiviazione, io credo che faremo torto al loro insegnamento, al loro impegno, al loro sacrificio. Anch'io ho vissuto a lungo con Nino, l'ho conosciuto che era matricola, lui era giovane professore, assistente, avevamo invitato per farci una lezione, una conferenza sui problemi del terzo mondo, allora si usava, io facevo parte della Lega Missionaria Studenti, ed eravamo io ed altri stupiti per la sua maestria. Lasciamo perdere. Perché? Ci aveva stupito me e gli altri, io loro lo conoscevo, per la sua grande competenza, per la sua grande preparazione. Più tardi sono stato testimone del suo modo di lavorare, di studiare, di mettersi in discussione, di confrontarsi con i problemi. Ma assieme a questa competenza altre due cose mi hanno stupito. La prima è una grande umiltà e ricordo che la competenza più l'umiltà determina la sapienza. Nino non solo era un competente, ma era un sapiente, perché aveva questa grandissima umiltà e perché la sua sapienza, la sua umiltà ci metteva a nostro agio, ci faceva crescere. È stato detto di un grande presidente francese che il suo successo politico derivava dal fatto che quando parlava ai francesi li faceva sentire intelligenti. Nino ci faceva sentire intelligenti perché ci dava con nonchalance, con queste pillole di competenza e di sapienza che quasi quasi ti sembrava di averle pensate tu e ti sentivi anche tu intelligente, e ci faceva crescere così e crescere insieme.
La competenza, la saggezza è il terzo elemento che Legnino ricorda, voglio ricordare, questa grande disponibilità alla militanza, alla politica come sacrificio, alla democrazia come fatica della democrazia, il confronto della democrazia. Ecco, allora, se questi sono il profilo, ma Matteo, Fausto, Matteo, Antonello, me lo hanno ricordato, io voglio aggiungere qualche cosa. Se queste sono le cose che di Nino ricordiamo, che avete detto e che ricordiamo, però se il compito che ci poniamo è quello di non archiviarlo, ma attualizzarlo per rendergli testimonianze, per continuare ognuno con i propri mezzi, nel proprio ruolo, nel proprio ambito, il suo impegno, la sua missione, la missione di quanti ci hanno preceduto, allora io credo che noi dobbiamo ricordare anche alcuni principi che hanno ispirato la vita di Nino e di altri e degli altri, e che sono il patrimonio non solo del cattolicesimo democratico, ma dei democratici in senso ampio. Io ne ricordo tre. La prima è quasi uno slogan: pensare politicamente è agire politicamente. Non si può fare politica se non si pensa, se non si studia, se non si elabora, se non si cresce culturalmente. E di questo Nino fu un epigono, un protagonista, un esempio. Il secondo punto è che per agire politicamente bisogna agire insieme, lo stare assieme. È stato ricordato Paolo De Tori faceva con Nino e gli altri una battaglia, il problema diceva sempre nella DC è come si sta nella DC. Probabilmente il problema nel PC era lo stesso, nei grandi partiti, però i grandi partiti erano grandi perché il problema dello stare assieme, della competizione e del conflitto era sempre subordinato all'obiettivo dell'unità, lo stare assieme e l'unità è l'essere insieme. E lo dico in un momento in cui alcuni di noi hanno avuto e soffrono per vicende politiche anche recenti, perché questo messaggio è stato dimenticato, perché alcune componenti sono state allontanate, perché il lavoro sulla coalizione non è stato un lavoro coronato di successo, perché non abbiamo vissuto sì in fondo la fatica della democrazia e la fatica della composizione degli sistemi. E il terzo obiettivo è che lo stare assieme presuppone che noi ci confrontiamo su quelli che sono i valori ultimi, gli ideali, i valori di fondo, su quelli che sono la cultura, l'analisi. Facciamo i conti con la storia che ci scorre sotto i piedi e con i protagonisti della storia. Facciamo i conti con i problemi che viviamo. Li avete ricordati prima voi, la crisi politica, la crisi economica, la crisi sociale, la crisi culturale. Se dimentichiamo questi principi, allora non solo dimentichiamo i nostri padri, i nostri fratelli maggiori che ci hanno preceduto e che sono stati testimoni, e che questo sarebbe già una colpa grave, ma soprattutto dimenticando i loro insegnamenti, questi principi, dimostriamo di essere inadeguati ad affrontare il presente e il futuro, e questo sarebbe molto più grave. Allora perché diciamo queste cose? Perché quando diciamo affrontare il presente e il futuro, ricordare i principi, ricordare i testimoni e i maestri, significa affrontare i tempi che viviamo. Dicevo prima, ricordare Nino significa testimoniare e rendere testimonianza continuando il suo e il loro impegno. Allora che cosa significa questo nel momento che viviamo? Fare i conti con la crisi della politica. Che cosa significa? Significa avere coscienza della difficoltà che stiamo vivendo. Sono messi in discussione, Antonello lo accennava, gli stessi fondamenti della nostra Repubblica, della nostra Costituzione, della